uno spartiacque con il presente e il futuro sarà il prossimo mondiale, a proposito di Goal Line Technology, perché se tutto funzionerà a dovere, una delle ipotesi è ad esempio di togliere il guardalinee, di far solo il guardalinee elettronico con l'intelligenza artificiale. Bene ragazzi, adesso siamo qui a fare due chiacchiere con Lorenzo, se vuoi dire ai nostri amici... Mi chiamo Lorenzo. Esatto, fino qui. Di cognome Dallari, sono abbastanza datato, sono il più vecchio che lavora qui all'IBC e anche che lavora in Lega, sono il direttore editoriale e social, non ridete, cioè mi occupo anche di social, della Lega Serie A. Ho dovuto studiare molto, perciò prima norma studiare sempre. Perché questo centro è considerata un'eccellenza italiana? Perché la è, assolutamente, a livello industriale, a livello televisivo, è un miracolo italiano. L'abbiamo generato, realizzato in 4 mesi. Abbiamo iniziato lo scorso mese di aprile e siamo andati in onda, visto che qui ci occupiamo anche di produzione televisiva, a far data dal 13 di agosto, quando è iniziata la Coppa Italia. È un'eccellenza dal punto di vista tecnologico, è un'eccellenza dal punto di vista dell'architettura realizzativa e anche del compendio delle attività che vengono svolte, perché questo non è solo il VAR Center dove ci troviamo, che è stato determinato il più innovativo e tecnologicamente più evoluto del mondo, non solo d'Italia ed Europa. Abbiamo concentrato in poco spazio tutte le attività che noi volevamo svolgere. Non esisteva un modello a cui ispirarsi, nella vita bisogna copiare il meglio ed evitare di replicare il peggio, non c'era nulla di così determinato nella sua complessità. Certo. Siamo riusciti a farlo e devo dire che siamo molto orgogliosi. Beh, dopo tutte le premesse, insomma, le belle parole dette fino adesso, penso che possiamo considerarci un esempio per le altre nazioni, per quello che abbiamo fatto. Assolutamente sì. Allora noi qui abbiamo anche un convention center assolutamente innovativo, insomma possiamo fare anche diverse attività molto moderne, cioè streamare. Abbiamo fatto diversi incontri con le società, ma abbiamo portato qui anche le leghe europee e perciò sono venuti qua i rappresentanti, i presidenti di tutte le leghe europee più importanti e anche meno importanti, e tutti sono rimasti assolutamente allibiti. In primis il presidente della Liga Tebas, che è uno molto attento a questo tipo di problematica, e lui è rimasto entusiasta e soprattutto la settimana scorsa ha mandato 30 persone a copiare il centro. E allora abbiamo capito che il modello che avevamo realizzato era giusto, perché sono arrivati qui carta e penna e hanno iniziato a disegnare, perciò abbiamo detto ok, loro ce l'hanno sparso per la Spagna, perché tutto quello che noi abbiamo concentrato qui ce l'hanno fra Madrid e Barcellona, a seconda che si parli di VAR o si parli di centro di produzione televisiva. Qui è tutto concentrato, lui ha capito che questo era il modello giusto e perciò penso che a breve anche la Liga avrà un IBC modello Lissone. Ma dal punto di vista della tecnologia nel calcio, no? Abbiamo visto la Goal Line Technology, qui abbiamo un centro incredibile, ci saranno secondo te nuovi progetti? Allora, obiettivamente ipotizzare quello che ci regala la tecnologia per me è impensabile. Devo dirti che noi ci stiamo attrezzando anche in prospettiva futura per far sì che tutta la tecnologia venga adottata. Siamo all'interno del VAR Center, qui c'è tantissima tecnologia, ad esempio uno spartiacque con il presente e il futuro sarà il prossimo mondiale, a proposito di Goal Line Technology, perché se tutto funzionerà a dovere, e io ho visto i modelli con lo skeleton applicato, cioè una roba veramente incredibile, una delle ipotesi è ad esempio di togliere il guardalinee, di far solo il guardalinee elettronico con l'intelligenza artificiale. Credo che ormai insomma si sia abbastanza tranquilli sul fatto che si deve andare in questa direzione. La Serie A negli ultimi tempi è uscita tantissimo dal punto di vista numerico, social e altro. Qual è stata la strategia che ha portato a dove siamo ora, a dove siete ora? Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un salto mostruoso, non solo dal punto di vista appunto dei followers che noi abbiamo sulle varie piattaforme, ma proprio anche dal punto di vista dell'attività che svolgiamo sulle varie piattaforme. Negli ultimi 3 anni noi siamo passati da 6 account in 4 lingue a 20 account in 6 lingue
e abbiamo un progetto di ampliare ulteriormente. Proprio in questi giorni, tra l'altro, un'ulteriore deriva: abbiamo aperto un account di Instagram solo per gli Stati Uniti. Cioè entriamo a fare un lavoro sempre più verticale. Certo. Stiamo perlustrando molto il territorio asiatico, che è molto interessante ma molto complesso nel quale lavorare. Ogni paese ha le sue regole. Insomma, stiamo andando ad allargarci. È chiaro che avere l'IBC ci ha aiutato molto, soprattutto per quanto riguarda la produzione dei contenuti. Mi spiego. Essendo questo un centro di produzione televisiva, siamo riusciti noi ad implementare molti nostri canali e ne ha tratto indubbio beneficio soprattutto il canale YouTube, dove siamo cresciuti in maniera incredibile. Ci ha fatto diventare la prima lega di calcio al mondo. Siamo quasi 8 milioni e 300 mila, abbiamo 2 leghe davanti nel mondo, una è nel mirino, che è l'NFL, è a più o meno 10 milioni, devo dire sono bravissimi. L'halftime del Super Bowl ha fatto in un'ora 40 milioni di visualizzazioni, chapeau. Una bella chicca. No, vabbè. Qua parliamo di stratosfera, bellissimo, però vedi, bisogna guardare i migliori, Esatto, no? Non i peggiori. esatto. E poi c'è l'NBA, che da questo punto di vista fa un'attività fantastica, più o meno siamo a 18 milioni, ma con un lavoro incredibile. Loro sono avantissimo. Ecco, loro sono un altro modello da studiare. Certo. Visto che noi vogliamo fare il canale, io sto studiando molto l'NBA, con cui ho lavorato tanto in passato. Devo dirvi che una volta andai a vedere uno Star Game, alzai gli occhi al cielo e non capivo quante telecamere c'erano, e poi ho capito, c'era una telecamera per ogni giocatore. Sono molto avanti, però bisogna guardarli. No, certo. Cerchiamo di prendere tutte delle chicche, un po' dappertutto. Certo. Ecco, qui stiamo cercando di mettere con un principio osmotico insieme tutte le esperienze che noi riusciamo a cogliere in giro per il mondo, tutte le positività che vediamo. Abbiamo, io credo, dei fattori di crescita molto importanti, e perciò questo possiamo reputarlo un punto di partenza, non un punto di arrivo. Chiaro. Lorenzo, è stato gentilissimo, ti ringrazio e speriamo insomma di essere sempre lì con tutti che ci guardano da dietro per copiarci. È stato un piacere, poi voglio dire, questo è un nuovo modo di comunicare adesso, no? YouTube, tutte le piattaforme, no? Sì, oggi è quello, i social, esatto. Oggi si comunica così, perciò bravo, mi complimento. Troppo bravo. gentile, grazie mille. Ciao a tutti.